Ecco, il cartello sociale oggi ha indetto questa riunione verso una fabbrica delle idee, ma anche che serve da pungolo e da stimolo all'amministrazione, come d'altronde è il vostro leitmotiv dell'attività del cartello. Il cartello ha pensato di fare questo cantiere delle idee perché, come lo è in genere, la cultura è l'insieme di tutte quelle realtà che vedono il lavorare sinergicamente le potenzialità presenti sul territorio. Ed è questo il progetto che abbiamo nella mente e nel cuore. Speriamo che ci siano tante idee, dalle idee si possa passare ai progetti e dai progetti alle opere concrete che permetta ad Agrigento dal 2025 in avanti di svoltare e di iniziare un percorso virtuoso che possa portare alla promozione del nostro centro storico, dei nostri centri storici, pensando anche alle città della nostra provincia, della Valle dei Tempi che non ne ha bisogno, e di quella cultura che è tipica nostra agrigentina e che la storia ci riconosce. Voi siete stati presenti, siete presenti anche su tante tematiche importanti come quella della salute, della protesta sugli agricoltori, quindi è una funzione importante che voi avete nel sociale come cartello? Credo di sì. Lo scopo che vuole realizzare il cartello è quello di creare sinergia tra le varie realtà presenti sul territorio, tutte le forze, da quella politica a quella associazionistica, la Chiesa, la gente comune, i nostri governanti, possiamo fare ognuno la propria parte per cercare di migliorare il territorio. Ho chiesto a voi e anche agli altri amici della stampa di temporeggiare qualche altro giorno perché stiamo effettuando tutte quelle che sono le attività prodromiche proprio per attivare la fondazione. È arrivato questo invito nel quale ci sono molte associazioni presenti, per cui andava colto un attimo l'occasione per un primo incontro e questo è chiaramente uno degli elementi base, cioè lo spirito sostanzialmente di Agrigento, capitale della cultura 2025. Bisogna comprendere che Agrigento deve essere un evento, sostanzialmente, Agrigento Capitale della Cultura, che non si può in qualche modo relegare a singoli, ad una fondazione, ma è un evento collettivo, è un evento di partecipazione collettiva, pertanto si vince se si vince in squadra. In questa nostra attività avremo chiaramente tutto l'interesse e tutta la voglia di far sì che ciascuna associazione, gli ordini professionali, le scuole, le imprese, gli ordini professionali facciano la loro parte attivamente per essere loro stessi protagonisti di questo grande processo. Agrigento Capitale della Cultura deve essere, lo diremo dopo, una per così dire base di partenza, quindi deve essere l'innesco di un processo culturale di trasformazione, un nuovo paradigma sul territorio che proprio innerva quelle che sono le future aspettative culturali nei prossimi 5 anni. Il cartello sociale oggi si riunisce qui, si incontra con le associazioni, con il presidente della fondazione. Ecco, questa sarà un'iniziativa che servirà da pungolo affinché le attività della fondazione camminino più velocemente? Abbiamo voluto offrire questa opportunità alla città, una città che merita davvero poter sfruttare al massimo questa occasione, perché Agrigento è indietro da tanti punti di vista. Noi abbiamo bisogno di supportare l'attività imprenditoriale affinché questi mettano a disposizione dei turisti che speriamo siano in tanti ad Agrigento a venire per apprezzare le nostre bellezze, ma gli dobbiamo garantire anche strutture adeguate e servizi adeguati. Noi riteniamo che oggi il contributo delle tante associazioni che sono state già annunciate, qualche sindaco, dirigenti pubblici, possa essere utile al Presidente della Fondazione, ma soprattutto vogliamo gridare all'amministrazione comunale le cose che a nostro giudizio devono farsi e devono farsi in fretta. Noi per accogliere questi turisti abbiamo bisogno di infrastrutture che oggi non ci sono. I tempi non sono più quelli del 31 marzo dell'anno scorso e quindi bisogna correre. Speriamo che sia utile per tutti. Oggi è un'iniziativa importante per Agrigento 2025, ecco, il cartello sociale
prende la palla in balzo e vuole essere anche da stimolo affinché si accelerino i programmi in vista dell'importante momento? Sì, assolutamente sì, oggi riteniamo che è un momento importante in quanto appunto abbiamo deciso di organizzare questo evento per mettere al centro i temi di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Riteniamo che è fondamentale che si faccia un quadro della situazione per cercare di cogliere l'opportunità e di non sprecarla, perché è un'opportunità più che unica, e quindi crediamo che solo insieme, tutti quanti insieme, riusciremo a elaborare una strategia che poi veda lo sviluppo davvero di questa provincia di Agrigento, che non sia solo legato a Agrigento Capitale della Cultura, ma che gli effetti benefici di questa iniziativa possano poi durare nel tempo. La valenza di questa iniziativa oggi? La valenza è quella di cercare di stimolare di chi deve organizzare questo grande evento che sarà Agrigento 2025, Capitale della Cultura per Agrigento, un'occasione unica. Altre città come Bergamo nel 2023, quest'anno c'è Pesaro, stanno sfruttando al massimo questa grande occasione, una vetrina poi diventa a livello mondiale per far conoscere le bellezze, la cultura, le tradizioni, le peculiarità dei territori. Agrigento di questa ne è ricca, quindi siccome vediamo che ancora l'organizzazione arranca a partire, quindi vogliamo oggi dare le nostre idee, siamo aperti a tutto il mondo dell'associazionismo, a tutti coloro che vogliono contribuire a dare delle idee per rendere magnifico questo momento per Agrigento il prossimo anno. Quindi il cartello sociale è sempre presente nell'interesse del territorio. Oggi si parte verso questo progetto, cercheremo di essere presenti e far sì che per Agrigento questo sia un momento unico e indimenticabile.